Condanne per complessivi 265 anni di carcere, quasi 40 in più rispetto ai 216 del primo grado, e quell'aggravante data dall'articolo 416 bis del Codice Penale che riconosce lo stampo mafioso, escluso nella prima sentenza, all'associazione a delinquere che agiva ad Eraclea. È una sentenza dura, durissima, quella inflitta in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea. Innanzitutto nel peggioramento delle condanne dei principali esponenti dell'associazione. Luciano Donadio passa da 26 anni e 3 mesi a 30 anni di carcere, Raffaele Buonanno da 19 a 29 anni e 10 mesi, Antonio Pacifico da 7 anni e 11 mesi a 10 anni e 6 mesi, Antonio Buonanno da 14 a 19 anni e 3 mesi. Ma la sentenza è anche pesante nel dipingere un quadro di controllo del territorio composto da minacce e intimidazioni, spaccio di stupefacenti e traffico d'armi, rapine, estorsioni ed usura, e infine nel dire che sì, nel Veneto orientale c'era la mafia. Io credo che certi fenomeni si sviluppano proprio laddove il paese non dà sospetti. Cioè Eraclea non è mai stata calcolata da nessuno perché comunque è un paese che non si è sviluppato ancora, è un paese insospettabile, quindi probabilmente il terreno fertile almeno trova, non che ci siano dei fatti particolarmente gravi che succedono a Eraclea, però la base può essere questa. Nel settembre 2020 Nadia Zanchini è diventata la prima donna sindaco di Eraclea, raccogliendo un comune travolto dall'inchiesta giudiziaria e commissariato dopo l'arresto con l'accusa di voto di scambio dell'allora sindaco Mirko Mestre, poi assolto sia in primo che in secondo grado. A maggio Nadia Zanchini, di professione avvocato, ha rivinto le elezioni con un ampio margine. Che se si parla di infiltrazioni mafiose non è detto che operano nel territorio, non conoscono il confine, in questo caso del Piave, visto che abbiamo il fiume Piave. Naturalmente ci deve essere una sinergia un po' di tutte le forze, non solo politiche, cioè, o meglio, la politica fa, ma la sinergia la dobbiamo fare con la prefettura, con la procura, quindi la magistratura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio.